Sicilia, cannoli siciliani. Prepariamo l'impasto setacciando la farina. Per evitare dei grumi. Facciamo la famosa fontana all'interno della nostra pool. Mettiamo lo strutto. Lo zucchero. Il cacao. L'aceto. E i 2 albumi. Un goccio di marsala, non se ne mette subito tanto perché bisogna verificare prima l'impasto. Si può anche utilizzare l'impastatrice, però seguiamo la tradizione. L'impasto è pronto, adesso lo dobbiamo solo mettere in frigorifero a riposare. Mettiamo in frigorifero. Prendiamo l'impasto dal frigorifero, che è riposato, e lo stendiamo. Potete usare la macchina oppure potete usare il mattarello. Io uso il mattarello. Ci va naturalmente un po' di farina, Come voleva la tradizione, stenderli a mano. È una pasta molto elastica, perciò si stende anche molto bene, senza neanche tanta fatica. Comunque vi ripeto, non volete faticare, usate la macchina per stendere la pasta. Ok, ritagliamo i cannoli. Prendiamo la misura. Adesso controlliamo la frittura, c'è l'olio. Andiamo in cottura, sempre con molta attenzione. Eccolo qua. Aspettiamo un attimo perché sarà bello caldo, bello caliente. Si possono fare anche più lunghi, però si presentano meglio quando sono così. Allora, prepariamo la crema, via. La ricotta, lo zucchero semolato e si mescola. La ricotta naturalmente setacciata. I canditi e il cioccolato. Riempiamo la sacca.
con pistacchio, il cannolo è pronto e lo possiamo portare in tavola spolverandolo con un po' di zucchero a velo. È un dolce che si faceva soprattutto a Carnevale, ma oggi lo troviamo tutto l'anno, anche perché è un dolce talmente fragrante e sia d'estate che d'inverno, primavera, autunno, è sempre goloso, non è pesante, è veramente siciliano.